La Sicilia in zona gialla, cosa cambia e cosa si può fare? Arriva il vaccino per gli under 55 ma non in provincia di Agrigento. Il sindaco di Cammarata è il primo ad appoggiare la protesta dei ristoratori. Neve e ghiaccio, chiuse le scuole a Cammarata, Santo Stefano, Quisquina e Grotte. Mezzi spargisale in azione per riaprire le strade. Entro il 28 febbraio l'Assemblea regionale siciliana dovrà deliberare su DDL di bilancio e di stabilità. Il governo ha trasmesso il testo che ora passerà al vaglio del Parlamento siciliano. Volley B1, primo KO per la SEA Paragona, Messina vince il derby. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La Sicilia in zona gialla da oggi, il vademecum su cosa cambia e cosa si può fare. Vediamo. La Sicilia torna in zona gialla da oggi. Il cambiamento più significativo rispetto alla zona arancione riguarda gli spostamenti tra comuni e la riapertura fino alle 18 dei ristoranti. Riaprono anche musei e mostre, ma non i teatri. Da oggi ci si può spostare all'interno della regione. Gli spostamenti verso altre regioni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta in vigore anche il coprifuoco dalle 22 alle 5. È consentito una sola volta al giorno spostarsi verso un'altra abitazione. Il limite è fermo ad un massimo di 2 persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le 2 persone che si spostano potranno comunque portare con sé figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. È possibile consumare cibi e bevande all'interno dei bar, dei ristoranti e delle attività di ristorazione dalle 5 alle 18. Negli stessi orari è consentita, senza restrizioni, la vendita con asporto di cibi e bevande. La vendita con asporto è possibile anche dalle 18 alle 22. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Vanno comunque rispettate le norme sul distanziamento, ingressi scaglionati, sulla sosta nei locali, solo per il tempo necessario all'acquisto dei beni. Riaprono i musei dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con ingressi contingentati e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre. È possibile praticare l'attività venatoria, rimanendo sempre all'interno della propria regione o provincia autonoma. Le attività di palestre, piscine, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per attività riabilitativa o terapeutica e per gli allenamenti degli atleti professionisti e non professionisti che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi nei centri e circoli sportivi per svolgere esclusivamente all'aperto l'attività sportiva di base nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. L'ordinanza del governatore siciliano recepisce integralmente quella nazionale, ma conferma alcune misure particolari già in vigore, ovvero l'obbligo di registrarsi al portale siciliacoronavirus.it per chi entra da fuori regione e l'indicazione di sottoporsi all'arrivo al tampone antigenico rapido da ripetere dopo qualche giorno, qualora non si sia in possesso del certificato di negatività a quello molecolare eseguito entro 48 ore dalla partenza. Coronavirus, il bollettino dell'ASP di Agrigento, ieri 14 febbraio registra 35 nuovi positivi su appena 81 tamponi effettuati e un nuovo ricovero che portano a 51 gli ospedalizzati. Non si registrano invece guariti né per fortuna decessi. Al via oggi in Sicilia, ma non in tutte le province, infatti Agrigento è al momento esclusa, la nuova fase della campagna di vaccinazione anti-Covid con AstraZeneca che interesserà il mondo della scuola e delle università, le forze armate e di polizia nella fascia di età fra i 18 e i 55 anni. In Sicilia quasi un insegnante su 2 non potrà riceverlo perché è troppo anziano. C'è il servizio. Al via da questo lunedì in Sicilia la nuova fase della campagna di vaccinazione anti-Covid-19 con AstraZeneca
che interesserà il mondo della scuola e delle università, le forze armate di polizia e il personale dei servizi essenziali, compreso nella fascia d'età fra 18 e 55 anni. Stamane al centro vaccinale di Villa delle Ginestre, biocampagna vaccinale per docenti di una classe dell'Istituto Cassarà. Polizia e carabinieri saranno invece vaccinati da team dell'ASP che si recheranno negli uffici delle questure e delle caserme. Dalla prossima settimana, dice il commissario per l'emergenza a Palermo Renato Costa, sarà pronto l'hub vaccinale alla Fiera del Mediterraneo con 500 postazioni che sostituirà Villa delle Ginestre. Speriamo, ammette Costa, che aumenti la disponibilità di dosi. Ad oggi in Sicilia sono arrivate circa 43.000 dosi di vaccino AstraZeneca autorizzato solo per il target di cittadini tra 18 e 55 anni, circostanza che ha portato il governo centrale ad anticipare alcune categorie vaccinali. In Sicilia le prime dosi verranno inoculate in quasi tutte le province già da oggi sulla base dell'ufficio scolastico regionale, ma a breve sarà possibile prenotare anche attraverso la piattaforma di Poste Italiane, già attiva per la prenotazione degli over 80. Desidero ringraziare le prefetture dell'isola e l'ufficio scolastico regionale, ha affermato il presidente Nello Musumeci, perché in questi giorni stanno collaborando attivamente per definire gli elenchi degli aventi diritto alla vaccinazione. Si corre sempre contro il tempo, ma non possiamo fare a meno di chiedere a tutti i cittadini di aderire alla campagna vaccinale con lo stesso entusiasmo che ha coinvolto oltre il 90% dei medici e infermieri. Il 20 febbraio prossimo partiranno anche le somministrazioni con i vaccini Pfizer e Moderna sugli ultra ottantenni. Ieri è arrivata un'ulteriore fornitura di 9.400 dosi di Moderna. Non sarà somministrata la seconda dose invece ai furbetti del vaccino che hanno avuto inoculata senza essere in lista di attesa averne diritto alla prima dose. A deciderlo è stato il TAR di Catania, che ha rigettato il ricorso presentato contro l'assessorato alla salute della regione siciliana da alcune persone. Diventa dunque esecutiva la decisione della regione di non eseguire la seconda inoculazione. Il provvedimento cautelare è stato emesso in forma monocratica dal presidente della quarta sezione del Tribunale amministrativo regionale. L'udienza collegiale si terrà l'11 marzo prossimo. Il giudice sottolinea che non risultano evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione praticamente iniziale. Il giudice amministrativo inoltre ritiene che non ci sia alcuna evidenza scientifica che l'effetto della prima dose vaccinale possa perdurare nel tempo e non sono state indicate reazioni avverse. La decisione del TAR Catania, dunque, come apprendiamo dai colleghi di Repubblica, conferma la nostra valutazione, il valore non solo etico della scelta adottata. Siamo impegnati nella fase più importante dell'emergenza, quella della vaccinazione, e non sono ammesse scorciatoie. Così commenta invece il governatore siciliano Nello Musumeci. Servono i ristori promessi, serve una proroga della cassa integrazione, ma serve anche la certezza delle aperture a pranzo e a cena. Così il sindaco di Cammarata Giuseppe Mangiapane, primo sindaco in Sicilia che ha aderito alla manifestazione promossa dal Mio Italia a Palermo, che si svolgerà mercoledì prossimo a partire dalle 10:30 di fronte all'AS. A Cammarata il settore della ristorazione e dell'ospitalità annovera centinaia di imprese e un notevole numero di dipendenti. Cammarata è infatti una delle cittadine conosciute in provincia non solo per la qualità dei prodotti enogastronomici e per i prodotti di eccellenza offerti dai ristoranti. Sono al vostro fianco, voglio essere con voi per sensibilizzare il governo nazionale e regionale ad intervenire prima possibile, ha detto il sindaco Mangiapane. Condivido in pieno che, a fronte del rispetto dei protocolli, non possiamo consentire ai nostri ristoratori, ai nostri esercenti in genere, di operare solo a pranzo e fino alle 18. Se è consentito un numero di coperti a pranzo, perché non consentirli a cena? Chiede l'amministratore. Se non ci saranno risposte, valuterò la possibilità di fare un'ordinanza che autorizzi i ristoranti e i pubblici esercizi a lavorare con posti a sedere fino alle 24. Invito tutte le amministrazioni e i colleghi sindaci ad essere accanto ai ristoratori e a tutta la filiera che scenderà in piazza del Parlamento a Palermo mercoledì, ha concluso il sindaco Giuseppe Mangiapane. E stamani il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha incontrato la CNA Arturo Cantella.
La CNA di Agrigento ha incontrato stamani il sindaco Franco Miccichè e il presidente del Consiglio Giovanni Civiltà affinché si riaprano subito i ristoranti. I ristoratori si rivolgono ai sindaci e ai presidenti dei consigli comunali delle loro città agrigentine per fare rilevare la gravissima crisi che sono stati chiamati ad affrontare da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19. Stamani la CNA di Agrigento ha consegnato per mezzo del suo segretario dottor Claudio Spoto un documento con specifiche richieste per richiamare l'attenzione del decisore politico sugli strumenti da adottare in tempi rapidi per evitare che il comparto ormai allo stremo chiuda i battenti. Sì, sono state tante le richieste, specialmente del settore agroalimentare. Naturalmente capite bene che noi come amministrazione pubblica cerchiamo di venire incontro a queste richieste, specialmente anche per quanto riguarda i tributi. Stiamo rivedendo un po' gli uffici, stiamo vedendo cosa si può fare. Per quanto riguarda le decisioni sugli orari, io non posso che sottostare al quanto impartito dai governi regionale e nazionale. Cercheremo anche di portare avanti le loro istanze, cercheremo di trovare un accordo, cercheremo anche, ripeto, con chi detta le regole, naturalmente, poter trovare un compromesso, però sempre nel rispetto di quanto a noi impartitoci dal governo nazionale. La pandemia è purtroppo una calamità che da un anno ormai ha creato i disagi economici, ma questo è anche causa del comportamento anomalo di molti di noi, molti cittadini che non rispettano le regole, e questo naturalmente poi ricade su chi realmente poi deve portare avanti la propria attività commerciale. Una lettera che daremo ai sindaci e ai presidenti dei consigli comunali di tutta la provincia, ma anche di tutta la Sicilia, perché è una iniziativa promossa da CNA Agroalimentare Sicilia, ovviamente, che coinvolge tutte le realtà siciliane. Oggi siamo qui al Comune di Agrigento con il presidente della CNA di Agrigento, Emanuele Farrugia, ma ci sono anche altri operatori, il consorzio turistico che ha aderito all'iniziativa, e quindi siamo qui per sensibilizzare, per fare pressing sull'amministrazione comunale affinché per quanto riguarda le attività, le iniziative di competenza si muova l'istituzione Comune di Agrigento. Per quanto riguarda invece le competenze che afferiscono alla Regione o a livello nazionale, che si facciano carico di queste istanze, perché il settore agroalimentare, il settore della ristorazione, ma anche tutta la filiera legata a questa attività oggi è in grande difficoltà a causa della pandemia, e quindi c'è un momento drammatico che si sta vivendo. Noi chiediamo tutta una serie di iniziative, di proposte, come ad esempio quello di consentire alle attività di non pagare i tributi locali, quindi l'esenzione totale con particolare riferimento alla Tari connessa all'operatività dell'impresa, ma anche tutte le altre imposte come il suolo pubblico, come l'imposta sulla pubblicità, come l'IMU, e in questo senso c'è il fondo perequativo che è stato istituito dalla Regione e messo a disposizione dei comuni per appunto compensare le minori entrate che ci saranno al Comune. In questo caso entro 30 luglio devono essere prodotte le istanze da parte degli operatori economici, e quindi il Comune di Agrigento in questo senso deve accelerare per mettere a disposizione appunto degli operatori questa opportunità, e anche il Comune, per poter così compensare queste minori entrate. Poi tutta una serie anche di altre iniziative, come chiediamo ad esempio quello di consentire l'ingresso nelle attività di ristorazione fino alle 21 e la chiusura alle 22. Oggi siamo in zona gialla e la chiusura è fissata alle ore 18. Ecco, questo è un limite che noi chiediamo che venga superato, così come il credito d'imposta. Il solo credito d'imposta per gli affitti non basta, è necessario andare oltre, quindi chiediamo alle istituzioni competenti che vengano sensibilizzate. Anche il fondo perduto deve essere rimodulato, perché non può essere solo collegato ai codici Ateco, ma una perdita deve essere commisurata alla perdita, al maggiore dato che viene subito nel raffronto tra il 2019 e il 2020, così come c'è anche la
la possibilità del finanziamento quasi a fondo perduto, lo 0,25% del tasso di interesse per le attività ricettive, per la ristorazione che l'IRPES sta gestendo, ma non c'è più la capienza e quindi chiediamo che venga aumentata la dotazione. Insomma, tutta una serie di iniziative per cercare di dare ristoro e di dare sostegno a questa filiera che è davvero in grande difficoltà. Neve e ghiaccio nell'Agrigentino, il netto calo delle temperature ha imbiancato mezza provincia, per questo in diversi comuni i sindaci hanno ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, chiusura in via precauzionale per la presenza di ghiaccio della strada statale 640 all'altezza del centro commerciale Le Vigne. Si registrano incolonnamenti ma il traffico viene deviato dalla polizia stradale, dai carabinieri e dall'ANAS sulle bretelle di uscita verso Racalmuto Canicattì. Sul posto sono presenti anche gli operai della ditta Empedocle. A Cammarata, proprio a causa del ghiaccio, il sindaco Giuseppe Mangiapane ha annunciato e emesso un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Si raccomanda la massima prudenza. Stessa storia a Grotte. Alfonso Provvidenza ha fatto sapere che oltre alle scuole è stato chiuso il cimitero e sono interdette le aree pubbliche. Niente scuole anche a Santo Stefano Quisquina. La neve di questa notte ha imbiancato il piccolo comune dell'Agrigentino. Scuole aperte invece, nonostante il ghiaccio, lungo le strade esterne e interne del paese a Racalmuto, lungo le strade provinciali del comprensorio collinare e montano, hanno fatto sapere del Libero Consorzio Comunale. È in corso una ricognizione per assicurare la circolazione stradale. Anche nelle ore notturne è stato necessario intervenire con mezzi spargisale per evitare la formazione del ghiaccio. Abbandono irregolare di rifiuti, 71 violazioni accertate ad Agrigento e l'associazione ambientalista Mariamico segnala e denuncia in foto e video nella zona industriale una nuova ennesima maxi discarica. Arturo Cantella. Continua il controllo del conferimento dei rifiuti da parte della speciale squadra ecologica della Polizia Municipale, guidata dal colonnello Gaetano Di Giovanni. Nel periodo compreso fra l'8 e il 14 febbraio sono state accertate oltre 22 violazioni per abbandono irregolare di rifiuti, 71 sono state invece accertate per conferimento dei rifiuti senza il mastello o per errata differenziazione, mentre 76 violazioni sono state accertate per violazione al codice della strada. I controlli, come si vede, non si fermano mai, ma c'è gente che ancora preferisce rischiare di pagare 600 euro di multa per non mettersi in regola con il servizio di raccolta dei rifiuti. Ma è giusto che si sappia che i controlli continueranno senza nessuna interruzione, per cui il rischio di venire scoperto è sempre dietro l'angolo. Intanto Mariamico denuncia come ad Agrigento gli incivili non sono diminuiti, si sono solo fatti più furbi, invece di abbandonare i rifiuti per strada, ora lo fanno in maniera chirurgica fuori dai centri abitati. A tal proposito vi mostriamo un video girato da Mariamico nella zona industriale di Agrigento. Sarà assegnata a breve alle commissioni di merito e al bilancio la manovra finanziaria trasmessa nel weekend dal governo Musumeci all'Assemblea siciliana. Il disegno di legge di stabilità è composto da 72 articoli. In meno di 2 settimane la manovra dovrà essere approvata in aula. L'accordo Stato-Regione indica il 28 febbraio come termine ultimo per il via libera. L'impianto complessivo dell'accordo con lo Stato sulla spalmatura in 10 anni del disavanzo da 1,7 miliardi ha quale effetto una complessiva manovra finanziaria di ben 2 miliardi e 161 milioni di euro. L'accordo, essendo correlato al bilancio di previsione per i profili finanziari, delinea le azioni da porre in essere ed in maniera più programmatica descrive gli interventi per i periodi successivi. Maxi truffa alle assicurazioni. Simulavano il furto di auto di lusso a Napoli e le rivendevano a Palermo. 16 indagati. C'è il servizio. Acquistavano a Napoli Ferrari, Porsche, Range Rover ed Audi, le intestavano a prestanome, poi simulavano il furto che veniva regolarmente denunciato alle forze dell'ordine per incassare il risarcimento. Dopo qualche mese simulavano il ritrovamento delle stesse vetture che venivano rimatricolate con targhe e documenti nuovi.
Un'indagine dei carabinieri della compagnia di Misilmeri nel Palermitano guidata dal maggiore Marco Montemagno e denominata Dirty Cars ha fatto scattare stanotte 16 misure. 3 sono gli arresti domiciliari, altri 7 indagati hanno l'obbligo di dimora. A 6 persone è stato invece notificato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Indagati anche un poliziotto che adesso ha l'obbligo di presentazione alla giudiziaria e un carabiniere con obbligo di dimora a Bagheria è stato già sospeso dal servizio. I reati contestati sono quelli di associazione per delinquere finalizzata al furto, al riciclaggio di auto di lusso e alla truffa in danno di assicurazioni di Palermo e Villabate. La banda si avvaleva anche della complicità di alcuni venditori di auto che riemettevano sul mercato le vetture riciclate. L'indagine coordinata dal procuratore aggiunto di Palermo, Ennio Petrigni, ha visto la partecipazione anche della squadra mobile di Palermo per un filone di accertamenti. Sono 40 le truffe ad oggi accertate. Il gruppo aveva messo in piedi un giro d'affari di circa 1 milione di euro. Tra le auto utilizzate una Ferrari 348, Porsche Cayenne, Audi Q3, BMW 750 e BMW X4. Un pacco con 300 panetti di hashish per un peso complessivo di 36 kg è stato ritrovato dai carabinieri sulla spiaggia di Tre Fontane a Campobello di Mazzara, in provincia di Trapani. A segnalare la presenza del pacco in riva al mare è stato un cittadino. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 300.000 euro dall'inizio del 2021. Si tratta del terzo ritrovamento di pacchi contenenti droga, tutti dello stesso peso e tutti confezionati alla stessa maniera, avvenuti sul litorale della provincia trapanese. Oggi Attiva Sicilia ed Italia Exit incontrano l'ARS. Arturo Cantella. Attiva Sicilia ha incontrato il coordinamento siciliano di Ital Exit, il movimento del senatore Paragone. Rappresenteremo all'ARS le istanze condivise di autonomia e sviluppo della Sicilia. Con questo spirito, Attiva Sicilia e la delegazione siciliana del partito Europa per l'Italia Ital Exit con Paragone hanno intrapreso un rapporto di collaborazione con la certezza di poter rappresentare all'interno dell'Assemblea regionale siciliana le condivise istanze autonomistiche di sviluppo e tutela del territorio. Nel corso dell'incontro sono intervenuti i deputati di Attiva Sicilia e i vari esponenti regionali del partito, tra cui Antonio Damaso di Agrigento. Come Italexit in Sicilia ci stiamo strutturando bene con tutto il comparto dei dirigenti. I ragazzi di Attiva Sicilia ci hanno accolto in modo cordiale, i 5 deputati fuoriusciti hanno fatto questa scissione guardando prettamente al territorio. Il nostro accordo politico è più che un accordo, è un inizio di un cammino guardando alle problematiche prettamente del territorio siciliano. Noi ci prontiamo, essendo siciliani, e guardiamo molto vicino allo statuto, all'autodeterminazione, alle problematiche che incombono praticamente, che sovrastano il territorio. E noi abbiamo iniziato questo percorso cordiale con Attiva Sicilia. Diciamo questo, che ci diamo l'opportunità di essere presenti come Italexit sul territorio, lavorando assieme ad Attiva Sicilia, che vuole radicarsi sul territorio guardando esclusivamente al territorio siciliano, cercando di portare delle giuste proposte alle problematiche che oggi vive il nostro territorio. E noi, siccome abbiamo molti punti in comune con Attiva Sicilia, abbiamo deciso di iniziare questo percorso assieme a Matteo Mangiacavallo, Tancredi, La Pagano, Angela Foti e gli altri componenti di Attiva Sicilia, facendo in modo di portare avanti un lavoro egregio, dando la possibilità a questa comunità siciliana di potersi elevare, perché negli ultimi 50 anni di politica siciliana prettamente se ne sono altamente fregati i politici che ci hanno rappresentato fino ad oggi. È stato assegnato come porto sicuro Porto Empedocle alla nave ONG spagnola Open Arms per lo sbarco di 146 persone salvate in diversi interventi nel Mediterraneo. Fra i salvati vi è anche una donna con un neonato di 3 mesi. Nel frattempo un migrante è morto e 22 risultano dispersi dopo l'affondamento di una barca nel Mediterraneo al largo di Lampedusa. Così annunciato, la Marina tunisina il maltempo ha interrotto le operazioni di soccorso a circa 100 km a nord-ovest di Lampedusa. I migranti salvati hanno raccontato di essere salpati
partita Sfax nella notte fra venerdì e sabato di essere stati in 48 a bordo, 25 sono stati tratti in salvo, comprese 6 donne provenienti dalla Tunisia. Naufragio del peschereccio Nuova Iside, pesanti capi di imputazione per i 4 della petroliera Vulcanello. Vediamo. Arrestati l'armatore, il comandante e l'ufficiale di coperta della petroliera Vulcanello, dicevamo. Questi provvedimenti per gli indagati chiesti dal GIP di Palermo Annalisa Tesoriere. Custodia cautelare in carcere per il 46enne napoletano Gioacchino Costagliola, comandante dell'imbarcazione, per il 24enne calabrese di Palmi in provincia di Reggio Calabria Giuseppe Caratozzolo, terzo sottufficiale di coperta, e per il 54enne Mihai Iorascu, timoniere. Per il 75enne, sempre calabrese ma stavolta di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, in provincia di Catanzaro, Raffaele Brullo, amministratore e legale rappresentante dell'Augusta 2 SRL, società armatrice della petroliera Vulcanello, solamente arresti domiciliari. Costagliola, Caratozzolo, Iorascu perché in concorso tra loro nella direzione e gestione della navigazione della petroliera Vulcanello provocavano il naufragio del peschereccio Nuova Iside. Secondo l'accusa, nello specifico, Caratozzolo e Iorascu al momento dei fatti si sarebbero disinteressati della gestione della navigazione notturna. Il comandante Costagliola invece non avrebbe svolto la supervisione e il controllo della navigazione notturna che ha provocato l'abbordaggio del Nuova Iside e il suo naufragio. Raffaele Brullo, amministratore e legale rappresentante dell'Augusta 2, disponeva giorni dopo la sovrapitturazione della cosiddetta opera morta, vale a dire la parte al di sotto la linea di galleggiamento, mutando artificiosamente lo stato delle cose dopo che fu commesso il fatto, aiutando, si legge negli atti, gli indagati a eludere le investigazioni. A perdere la vita, lo ricordiamo, nella tarda sera del 12 maggio 2020, Matteo Loiacono, Giuseppe e Vito, intenti ad una battuta di pesca con palangaro nelle acque antistanti San Vito Lo Capo. Il natante terrasinese la petroliera Vulcanello, battente a bandiera italiana, diretta nel porto di Vibo Valentia, si sarebbero trovati sulla stessa rotta per l'avvenuta collisione tra le 21:53, come da ultimo contatto telefonico fra membri dell'equipaggio e i loro familiari, e le 23:46, come invece da strumentazione satellitare rilevante la posizione in mare. Ma torneremo sull'argomento con approfondimenti nel corso delle prossime edizioni del Video Sicilia News. Questo è l'anno dedicato alle celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. Anche Agrigento organizza delle iniziative. Il nostro direttore Arturo Cantella. Una serie di iniziative oggi illustrate alla stampa e al sindaco della città di Agrigento, che vede l'associazione Dante al centro dell'attività culturale agrigentina di promuovere, nonostante il Covid, momenti sicuramente di alto livello culturale. Oggi abbiamo presentato una serie di iniziative che dureranno per l'intero anno di carattere culturale, prendendo spunto proprio dal 700° anniversario della morte di Dante. Io sono felice che il sindaco ha condiviso quest'idea, difatti in tutto il mondo ci saranno iniziative per questo anniversario ed era anche giusto che Agrigento fosse pienamente coinvolta. Le iniziative abbracciano l'intero territorio agrigentino, quindi saranno effettuate in vari luoghi del nostro territorio, anche nelle frazioni, riguardano tematiche varie e non solo sul Dante e le sue opere, ma anche sulla storia di Agrigento in quel periodo, sia dal punto di vista storico ma anche geografico e anche artistico. Evidentemente è anche un'offerta che si fa ai giovani, perché si proporranno degli incontri che potranno servire alla loro formazione, sia dal punto di vista letterario ma anche dal punto di vista umano. Particolare ringraziamento io porgo sia al sindaco, che rappresenta l'intera città, ma anche a quelli che mi affiancheranno in queste giornate particolari, perché stanno offrendo in maniera volontaria e gratuita il loro contributo culturale ed impegno.
sociale. Devo anche dire che il titolo che abbiamo dato, il sottotitolo, è Dante è la più bella città dei mortali, proprio per collegarlo alla nostra Agrigento e per quello che rappresenta e deve rappresentare nel mondo intero. La società ha 81 comitati in Italia, più circa 400 sparsi nel mondo, ecco, verranno a conoscenza di queste iniziative. Un altro aspetto importante è la sistematicità e anche comunicarlo in maniera diciamo con molto anticipo, in modo tale che tutti gli operatori turistici e via dicendo sanno che ci sono nel corso dell'anno queste varie iniziative già ben calendarizzate. Io ringrazio tutti gli organi di stampa, anche perché a loro è rivolto anche un invito di scrivere qualcosa su Dante, e poi a settembre noi faremo una raccolta di tutte queste interviste proprio per dimostrare come i mass media della nostra provincia incidano fortemente nel divulgare, nel ricordare il nostro grande sommo poeta Dante. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Ascoltiamo adesso lo sfogo di Giampiero Trizzino, deputato regionale del Movimento 5 Stelle. Su Rousseau non ho votato perché chi mi ha posto il quesito ha offeso la mia intelligenza, dice, ed è anche deluso dalla composizione del nuovo governo Draghi. Vediamo. Il gruppo parlamentare all'Assemblea regionale siciliana del Movimento 5 Stelle ha messo in evidenza il suo disappunto per il fatto che nel futuro governo Draghi non è presente neanche un ministro siciliano. Noi ci auguriamo che nella lista dei sottosegretari si possa rimediare a questa mancanza, per cui siamo fiduciosi che nelle trattative che ci saranno con gli altri partiti si possa appunto trovare spazio anche per la rappresentanza siciliana, che in questo momento è praticamente assente. A proposito di ministri e a proposito di coalizioni, si è creata una frattura all'interno del movimento. Di Battista è uscito fuori. Il gruppo al Parlamento siciliano come si comporta e come vede questo atteggiamento? Ma il gruppo siciliano ha manifestato il suo disappunto per i nomi che comunque era inevitabile che ci fossero nel momento in cui si fa un'alleanza così di ampio respiro. Dall'altro, come sottolineavate voi, ha diciamo, lanciato l'allarme del fatto che manca una totale rappresentanza della regione siciliana, che in un rapporto di dialettica politica è fondamentale, per cui, come le dicevo prima, noi ci auguriamo che i rappresentanti come quelli che ci sono stati in passato in regione siciliana possano essere riconfermati nei dicasteri più importanti. Noi abbiamo manifestato questo disappunto con un comunicato stampa che è uscito pochi minuti dopo diciamo, la discussione del presidente incaricato Draghi. Ci riserviamo chiaramente di ragionare successivamente qualora non ci fossero i nomi nei sottosegretari, però chiaramente siamo fiduciosi e speranzosi nella possibilità che questo non avvenga, diciamo. E riguardo alla posizione di Di Battista, lei non mi vuole rispondere? No, su Di Battista in realtà Alessandro ha preso le distanze, ma non se n'è andato dal Movimento 5 Stelle, questo va detto. Lui ha chiarito in quel messaggio che da oggi risponderà a titolo personale, questo però non vuol dire che è andato via dal Movimento 5 Stelle, anzi io mi auguro che possa, diciamo, tornare successivamente e riprendere le fila di quello che ha portato avanti fino ad oggi. Mafia dei Nebro di Manette è un imprenditore agricolo, i dettagli nel servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un imprenditore agricolo di 57 anni ritenuto vicino a esponenti della criminalità organizzata operante nell'area dei Nebrodi. L'uomo è accusato in concorso con altri dell'indebita percezione di finanziamenti pubblici e prestazioni assistenziali e previdenziali riconducibile al cosiddetto falso bracciantato agricolo, nonché innumerevoli ipotesi di falso. Il provvedimento eseguito questa mattina è l'evoluzione di un'operazione condotta dalle Fiamme Gialle della tenenza di Patti e che nel dicembre scorso aveva già portato al sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina di beni per un valore di circa 1,5 milioni di euro.
Il provvedimento ablativo all'epoca eseguito risultava l'epilogo di un'articolata attività di indagine sviluppata dai finanzieri pattesi che aveva consentito di stroncare un rodato meccanismo illecito grazie al quale diverse centinaia di lavoratori avevano indebitamente conseguito le indennità assistenziali e previdenziali destinate al settore agricolo con la fuoriuscita dalle casse dell'INPS di oltre 550.000 euro. Nel medesimo ambito lo schema ideato era stato utilizzato, secondo gli investigatori, anche all'illecita percezione di altri contributi pubblici ammontanti a circa €500.000 concessi dalla GEA per migliorare le strutture aziendali agricole operanti nell'area dei Nebrodi. Nella frode scoperta risultarono implicate ben 15 società che sistematicamente erano risultate dedite all'utilizzo strutturato di fatture gonfiate al fine di dimostrare ai due enti pagatori, l'Ispettorato dell'Agricoltura di Messina e la GEA, spese asseritamente riferibili alla realizzazione di lavori agricoli in realtà mai sostenute. I reati contestati agli indagati in concorso tra loro vanno dal falso commesso in atto pubblico sino alla truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e la truffa ai danni dell'INPS. A far scattare l'odierna misura cautelare personale, invece, sono state le determinanti dichiarazioni rese da due recenti collaboratori di giustizia, entrambi raggiunti dall'ordinanza di misura cautelare in carcere nell'ambito della maxi operazione Nebrodi, che nel decorso gennaio 2020 ha portato la Direzione Distrettuale Antimafia di Messina a disporre l'esecuzione di 94 ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere di stampo mafioso, con il contestuale sequestro di oltre 150 aziende in virtù dell'acclarato interesse dei due gruppi mafiosi all'epoca investigati, il clan dei Tortoriciani e il clan dei Batanesi, proprio per il controllo e l'illecita percezione di ingenti contributi comunitari concessi dall'Agenzia per l'erogazione in agricoltura. Proprio i due collaboratori appartenenti alla famiglia mafiosa dei Batanesi, dopo aver deciso di cambiare vita tra novembre 2020 e recente gennaio 2021, rendevano importantissime dichiarazioni ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, anche autoaccusatorie che supportavano le ipotesi di reato già acclarate a valle della poderosa attività d'indagine. L'attività investigativa e le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia hanno quindi portato il GIP del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica di Messina, a disporre nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Santo Stefano di Camastra partecipa al Carnevale di Venezia, che quest'anno però sarà solo online. Vediamo. La magia del rinomato Carnevale di Venezia arriva a casa. Si sono studiate nuove strategie per festeggiare il Carnevale in maniera diversa, senza i grandi eventi in piazza, ma sfruttando le nuove tecnologie per riuscire comunque a veicolare il messaggio di gioia e ottimismo che da sempre l'ha caratterizzato. In questo contesto non poteva mancare il tradizionale concorso del rinomato Carnevale di Venezia con la maschera più bella, dedicato alle persone di tutte le età, che abitualmente sollecita le fantasie creative più originali su palco di San Marco e che quest'anno diventa digitale. A prendere parte a questa importante kermesse anche il gruppo siciliano Pupa Bianca Cullali e le Matrangele con Maioliche Stefanesi, composto da 7 donne amanti del carnevale che hanno deciso di reinterpretare questo oggetto della tradizione ceramica di Santo Stefano di Camastra. Il desiderio era quello di rappresentare il nostro paese sia per le maioliche e sia per questo oggetto particolare che è la pupa bianca con le ali. Le altre invece sono una rappresentazione, perché sulle gonne abbiamo voluto appunto riproporre i decori tipici del nostro paese, Santo Stefano di Camastra, città delle ceramiche. Ognuno di noi ha scelto il proprio decoro e poi l'abbiamo riportato sulle nostre gonne. Il gruppo stefanese, dopo aver superato la selezione dall'attenta e qualificata giuria di esperti della manifestazione, sono approdati in finalissima con gli originali abiti rigorosamente fatti a mano e che riprendono la tradizione e i decori della ceramica stefanese. Sono state dipinte a mano su un progetto molto complicato che l'amica nostra ha realizzato. E poi tutte in gruppo abbiamo fatto ognuno la nostra parte per arrivare a questo risultato finale. Pur nelle difficoltà legate alla pandemia, le signore coinvolte non hanno voluto abbassare la guardia, un modo semplice per dare un segno di continuità e di volontà di tornare alla normalità, pur nel rispetto delle norme sanitarie imposte dal momento. Io sono molto soddisfatta del risultato e di cosa hanno fatto queste signore per me, e sono molto orgogliosa di aver rifigurato questa figura stefanese e le ringrazio tantissimo.
Volley B1, la SEAP dall'Icardillo Aragona torna sconfitta da Messina. Arturo Cantella. Non ce la fa la squadra del presidente aragonese Nino Di Giacomo a sconfiggere i colleghi del Messina, l'Accademia di Sant'Anna, una squadra che a tratti è sembrata irriconoscibile per il suo modo di giocare. Certamente avrà molto pesato l'assenza di Valeria Caracuta, che non ha potuto essere in campo per motivi di salute. La squadra messinese ha vinto 3-7 con i parziali 22-25, 25-16, 25-23, 25-20. Nel senso, non pensavamo assolutamente che potesse essere una partita da parte dell'Accademia Sant'Anna uguale a quella della settimana prima, assolutamente no. Quindi sì, in questo senso sì, assolutamente, una squadra con ottime giocatrici e con ottime trame di gioco. Loro hanno un gioco molto veloce, questo ce l'aspettavamo, magari oggi sono riusciti a ricavare qualche punto di più anche da situazioni con palla più alta, e forse la differenza è stata quella lì per quanto riguarda la loro prestazione. Noi chiaramente eravamo in grande emergenza, ma questo lo sanno tutti, però vabbè, le partite si affrontano con quello che si ha. Io posso solo fare un applauso alle ragazze dell'Aragona, perché secondo me hanno dato tutto quello che avevano in una condizione di difficoltà oggettiva, quindi credo che abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta. Siamo riusciti a recuperare il primo set con un inizio comprensibilmente un po' complicato, dato l'assetto totalmente inedito, e peccato non essere riuscite ad avere più continuità soprattutto nel finale del terzo set, però è tutta una cosa che secondo me sta nella logica di quella che era la partita di oggi. L'assenza di Valeria ha pesato, però per questa partita tanto di merito nostro, secondo me. Io la voglio vedere un po' più in modo, diciamo, grigio rispetto al mio allenatore, perché secondo me la partita l'abbiamo persa facendo errori che noi non ci possiamo permettere di fare. Cioè, in una partita che sapevamo che era tosta, loro arrivavano da una settimana magari brutta, avevano voglia di rifarsi, noi fuori casa, emergenza, gli errori di attenzione così non andavano fatti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.